Cari telespettatori, buona giornata, ben ritornati con noi, siamo in diretta, ve lo ricordo perché così avete la possibilità di interagire, di mandare messaggi oppure se volete telefonare. L'argomento è molto interessante, partiamo da un'occasione, da una celebrazione, un festeggiamento 40 anni di Azove e da là ci addentriamo nel settore dell'agroalimentare ma in modo particolare delle carni bovine. Quali carni, da dove provengono e qual è soprattutto la storia di che cosa mangiamo nel nostro territorio ma anche fuori dal nostro territorio. Insomma ci sono cose molto interessanti che molte persone non conoscono, non hanno approfondito e sappiamo che c'è interesse al riguardo. C'è anche una carenza di informazione dal punto di vista nutrizionale, ci sono false credenze e ci sono soprattutto delle situazioni che vanno chiarite. Un percorso comunque quello di Azove in crescita, un'aggregazione di operatori del settore che ha fatto massa critica e che continuando così veramente può condizionare anche alcuni aspetti economici e politici rilevanti. Ma per parlarne in modo approfondito, non voglio anticiparvi nulla, abbiamo con noi il presidente di Azove, Fabio Scomparin, grazie di essere qui con noi. Grazie. E anche il direttore Giuseppe Borin, grazie. Buongiorno, grazie anche a lei. Allora presidente, spieghiamo ai nostri telespettatori innanzitutto Azove che cos'è? Che molti non conoscono, gli addetti ai lavori invece sicuramente sì. Azove raggruppa 150 allevatori del Veneto, stalle sociali e soci allevatori singoli. Diciamo che un consorzio, esatto, un consorzio di allevatori che copre tutte le province del Veneto. Principalmente alleviamo vitelloni di razze francesi, dunque razze pregiate da carne. Precisiamo, nate in Francia, perché bisogna stare molto attenti a quello che si dice, i nostri telespettatori sono attentissimi, nate in Francia perché è stato valutato e studiato che la natalità francese è una delle migliori e ci sono degli studi anche approfonditi diciamo, sulla nascita nel territorio eccetera. Poi vengono portati giovanissimi in Veneto. In Veneto, dove vengono portati i nostri allevamenti e li alleviamo fino a portarli alla macellazione fino ai 700 kg, mediamente dipende un po' dalla tipologia degli animali, tra i 700 e i 600 per altre varietà. Dicevo per quanto riguarda invece il nostro gruppo, che raggruppa appunto 150 allevatori che fa un fatturato importante, possiamo dirlo, 135 milioni nel 2012, con tutta una serie di servizi che negli anni, appunto quest'anno poi nel 40esimo verrà ricordato anche tutti quei servizi che negli anni si sono evoluti i servizi sanitari con nostri veterinari che seguono gli allevamenti, servizi che vanno anche nell'acquisto delle materie prime, tutte materie dove vengono seguiti dai nostri alimentaristi, le stesse stalle vengono seguite dai nostri alimentaristi e questo fa sì che negli anni si è anche aumentata la nostra capacità di produrre, ma anche abbiamo perfezionato sicuramente la qualità. Quello che voglio chiederle, se della qualità parleremo, delle certificazioni che ci sono, è bene ricordarlo. A livello nazionale è una peculiarità veneta, calcolando le dimensioni voglio ricordare 150 soci, un fatturato che è in crescita, poi lei ce lo spiegherà meglio anche il direttore, oppure è un fattore ricorrente a livello nazionale e quindi per fortuna ci collochiamo bene in un contesto europeo, perché dobbiamo sempre poi allocarci in Europa. Azove è l'unica OP, organizzazione di produttori riconosciuta in Veneto. Dunque, e questo è importantissimo per chi ne fa parte, deve essere orgogliosi. Sì, sicuramente questo, e questo è proprio il frutto di essere assieme per 40 anni, ci ha portato a un livello di, come dicevo prima, di produzione, ma anche di miglioramento in tutti i passaggi, da quando viene acquistato l'animale, come ricordava lei, dalla Francia, fino alla tutto il ciclo praticamente. Quindi farne parte è una garanzia, al di là del consumatore, ma anche per chi ne è parte, chi ne è socio? Credo proprio di sì, è una garanzia ma che ci permette assieme di fare anche tutta una serie di programmazioni, perché programmiamo gli acquisti e le vendite. Quindi un'azienda, siete una grande azienda, dai, possiamo dire.
Esatto, proprio così, una grande azienda che sa gestire tutta la filiera, perché negli ultimi anni, 3 anni da questa parte, con l'acquisizione di un centro lavorazioni carni E questo è bene ricordarlo. a Loria, riusciamo ad oggi macellare, commercializzare circa il 40-45% della nostra produzione. La nostra produzione è fatta di 50.000 capi, dunque 1 migliaio di capi alla settimana. Caspita, 450-500 capi riusciamo a commercializzarli direttamente. Questo è anche molto apprezzato dalla grande distribuzione, perché abbiamo accorciato la filiera da produttori a consumatori. Quindi voi avete anche un contatto diretto col consumatore, in certo qual modo, attraverso la grande distribuzione. la grande distribuzione. E questo per il consumatore finale è riconoscibile in alcune grandi distribuzioni oppure non ancora? Inizia a essere riconoscibile sicuramente la grande distribuzione, avendo lei il commercio, avendo lei il contatto diretto col consumatore, cerca di tenerlo ma stretto. sapere, da umile consumatrice e rappresento magari tanti telespettatori o famiglie, sapere che ci sono degli allevatori che comunque fanno parte di un consorzio serio, certificato, parleremo poi delle certificazioni, che esiste da tanti anni, controllato e ricontrollato, anche dal punto di vista sociosanitario è un aspetto importantissimo. E che queste carni quindi sono carni genuine, poi vedremo anche i valori nutrizionali che non sono da trascurare, soprattutto in certe fasi dell'età della persona che purtroppo a volte non si conoscono bene appieno. Certo. È molto importante, perché tante volte i messaggi possono essere fuorvianti. Adesso tende ad esserci un po' il messaggio: mangiare carne fa male, insomma, generalizzando. Carne rossa, croce e delizia di tanti, purtroppo viene additata in malo modo. Ma questo è dovuto a mancanza di conoscenza, indubbiamente. Direttore, no, ve lo voglio chiedere, ma c'è un aumento di fatturato? Prima ne accennavamo. Sì, c'è un aumento notevole. E questa è una bella notizia. Sì. Di quanto? Un aumento dal 2012, il 2013 si prospetta un aumento del 60-70%. 60-70%? Per quanto riguarda la nostra controllata Azove Carni. Ecco, io voglio capire, direttore, con lei, in questo momento in cui abbiamo gli agricoltori, le associazioni di categoria che lamentano un calo drastico, l'agroalimentare un -6 di fatto, pur essendo un settore che tutto sommato ha avuto la maggior tenuta, un aumento di queste cifre è importantissimo. Veramente non è una cosa da trascurare, di cui andarne fieri, orgogliosi, ma sul quale anche andrebbero fatte delle valutazioni dal punto di vista economico. Ne avete fatte? Vi siete anche voi posti questa questione? Cosa c'è stato? Che tipo... C'è una forte volontà dell'organizzazione di gestire tutte le fasi della filiera. E quindi tagliare? Cioè c'è una forte convinzione di dire i produttori oggi e per il prossimo futuro saranno i protagonisti dell'attività e della gestione dell'agroalimentare. Noi siamo in un contesto, quello della zootecnia bovina da carne, che ancora oggi è caratterizzato da forte individualismo, dalla presenza di molti operatori che operano sul mercato in vario modo. Poi una caratteristica dei nostri, parlando proprio di allevatori, ciascuno pensa di essere più bravo dell'altro, di avere il rapporto migliore, di avere la conoscenza giusta, e quindi, senza nulla togliere a quella che è la capacità imprenditoriale del singolo, si crea tutta una serie di situazioni che facilitano queste difficoltà di mercato. Noi invece da tempo andiamo dicendo che è importante avere delle strutture, delle cooperative, delle società di dimensioni crescenti. Fare sistema, quello che si dice in tanti settori, avere una dimensione con patrimonio, con mezzi tecnici e finanziari, e l'aspetto finanziario è uno degli elementi su cui Azove ha sempre lavorato e puntato proprio per dare una risposta anche agli allevatori soci. Queste consentono di fare degli investimenti, consentono di sviluppare progetti nuovi, consentono di fare ricerca, di fare innovazione, di andare alla ricerca di nuovi mercati. Diversamente pensare di sviluppare un'attività nel settore della zootecnia con piccole dimensioni locali è improponibile, perché il mercato si sta muovendo in una certa direzione. Abbiamo visto come al di fuori anche del nostro paese vi sia una maggiore concentrazione
sia del mondo produttivo attraverso cooperative, organizzazioni dei produttori, sia del mondo industriale della macellazione, lavorazione, trasformazione delle carni. Quindi chi fa massa critica è vincente nel mercato? Secondo noi assolutamente sì. Oggi non riuscire a fare massa critica, a fare aggregazione, fare rete, fare concentrazione di prodotto, non si riesce a instaurare quel rapporto con gli altri soggetti che operano all'interno della filiera. Il vostro bacino, perché questo aumento non è, immagino, solo all'interno della regione Veneto, ma è dovuto a che cosa? Quindi il vostro bacino cosa va a toccare come esportazione di prodotto? No, noi l'esportazione non la facciamo, come diceva prima il Presidente, la nostra attività è concentrata in Regione Veneto, quindi la produzione è tutta veneta. La produzione è tutta veneta, ma le carni arrivano fin dove? Le carni poi arrivano oggi, arriviamo in circa 15 regioni italiane. Quindi intendevo dire esportazione in 15 regioni italiane, che non è cosa da poco, assolutamente. No, sicuramente. Cioè vi pone i vertici a livello nazionale? Beh, adesso ci sono altre realtà con dimensioni molto maggiori, perché noi abbiamo una caratteristica che gestiamo tutta la filiera, cioè quindi proprio dall'acquisto degli animali alle fasi di allevamento con le varie certificazioni fino alla macellazione, lavorazione e commercializzazione delle carni. Quindi sono i produttori che gestiscono tutto il passaggio. E abbiamo una produzione che è di tutto rispetto, direi che siamo un esempio unico a livello nazionale di organizzazione di questo tipo, quindi l'unica in Veneto, ma anche con caratteristiche, capacità e dimensioni uniche a livello nazionale. È riconosciuta anche nel rapporto con gli operatori francesi per quanto riguarda l'approvvigionamento dei bovini da ristallo. È troppo modesti, lo dite sempre. Ci si cerca in questo momento è importante gli aspetti positivi, quando le cose in generale non vanno evidenziati decisamente. Quindi questa è una cosa di cui andare senza dubbio fieri, però è importante, è un patrimonio. Ma è importante secondo me, cioè, a parte la consapevolezza dei soci di Azove che credono in questo e che sostengono l'iniziativa di discesa a valle sul mercato, però sarebbe importante che anche altri operatori capissero l'importanza di questa aggregazione, che può essere Azove, ma potrebbe essere anche un'altra aggregazione, purché faccia un lavoro analogo a questo. Esatto, bravissimo, lei ha toccato un aspetto molto molto importante che vorrei fare emergere. Siccome siete un esempio virtuoso, si stanno cercando nei vari ambiti gli esempi virtuosi. Per poter capire quale meccanismo ha fatto sì che si sia innescato questo sistema di crescita, che è molto importante in un comparto che in sé per sé invece potrebbe vacillare, perché sappiamo quella che è la crisi economica diffusa e i consumi degli italiani che sono precipitati, eccetera. Questo potrebbe essere emulato in altri ambiti, se non altro del settore agroalimentare. Sappiamo che l'agricoltura, gli agricoltori hanno dei problemi di filiera lunghissima, esasperante, e quando si arriva al termine finale, che è la vendita diretta della grande distribuzione, se guardiamo l'inizio è rimasto ben poco, insomma, in tasca. Quindi questo potrebbe essere un sistema riprodotto in altra scala? Penso proprio di sì, anche vista la soddisfazione dei soci, certo, però naturalmente noi veneti abbiamo anche qualche responsabilità, nel senso che siamo molto individualisti. Questa è una connotazione... molto individualisti. In questo momento, un momento difficile economicamente, però abbiamo visto, e noi di Azove possiamo testimoniarlo, che le aziende che più si sono difese addirittura sono cresciute, quelle maggiormente organizzate, quelle più grandi. Questo va detto, attenzione, quelle più grandi, maggiormente organizzate hanno sofferto meno. Sono riuscite a sopravvivere. Esatto, questo vorrei proprio in occasione del 40° ribadirlo in maniera forte per far sì che venga accolto da tanti altri allevatori, l'importanza di mettersi nel rispetto dell'imprenditorialità di ognuno, però il fatto di mettersi assieme per quanto riguarda acquisti, vendite, cercare di capire l'importanza se vogliamo continuare a fare degli allevatori nel Veneto. Lei è allevatore? Io sono allevatore, faccio parte di una Ecco, immaginavo, allora volevo chiedere a lei direttamente, poi magari il direttore Bonin
32 anni se non sbaglio, no? Che lavora all'interno, quindi con lui possiamo fare degli excursus. Lei come allevatore ha visto un cambiamento nell'essere parte di questo gruppo? Perché tante volte nell'individualismo, nel rinunciarsi, lo sa benissimo come imprenditore, c'è la paura. La paura di perdere qualcosa, la paura della concorrenza, tutti sono rivali, tutti sono concorrenti, di fette di mercato che possono venire meno, eccetera. Quindi si metta nei panni di chi è fuori, che magari sta guardando e sta sentendo questa cosa e ha delle titubanze. Queste paure come possono essere vinte? A fronte di che cosa? Cioè che meccanismo scatta? Quali sono i vantaggi? Ma dobbiamo capire che il mettersi assieme esperienze differenti arricchisce, non impoverisce un'azienda, la arricchisce e fa sì che possa superare quelle difficoltà, quelle crisi come stiamo attraversando adesso in maniera più articolata, ma anche con minor impatto economico proprio. E quindi è un vantaggio? Proprio sì. Mettere assieme le proprie esperienze e questo qui fa sì che ne beneficia tutto il settore. Certo. Perché scegliere Azove? Perché è un'organizzazione estremamente democratica, aperta e capace di rispondere a tutte le necessità del produttore. Possono essere due momenti per quanto riguarda il mondo della produzione: siamo organizzazione produttori, siamo cooperativa e quindi aperti a tutti gli allevatori che volessero lavorare e collaborare con noi. Del Veneto però. Del Veneto, sì. Perché noi operiamo in Veneto. Per quanto riguarda invece il consumatore, perché scegliere Azove? Perché è un'organizzazione di produttori che gestisce tutta la fase e tutta la filiera della produzione con sistemi di tracciabilità, di garanzia, di certificazione, controllo, autocontrollo, eccetera, per cui assolutamente in grado con serietà di dare un prodotto genuino e garantito al consumatore. La domanda che viene dal consumatore sono sempre quelle: ma io come faccio a sapere che è un vostro prodotto e quindi ad avere queste garanzie? Magari un cittadino lo vuole, lo desidera per i propri figli, per la propria alimentazione, che è la propria salute. Certo, questo è sempre stato il grosso problema delle carni. Le carni, a differenza di altri prodotti che possono essere confezionati, una bottiglia di vino, una bottiglia d'olio, la pasta, e quindi c'è una confezione che mi consente di scrivere, di mettere un nome, di mettere una marca e di fare una politica anche di marketing. La carne è un prodotto che viene venduto ancora indifferenziato, tal quale si vende la carne in osso, si vendono dei tagli, però poi quando arriva a punto vendita il macellaio, il gestore, apre la confezione, taglia, disossa, mette le fettine sul banco e quindi si perde, non c'è questo collegamento diretto con la produzione. C'è un sistema di etichettatura delle carni che oramai da una quindicina d'anni, voluto dall'Europa con il regolamento 1760 poi del 2000, che prevede due forme di etichettatura: la obbligatoria, che deve esserci su tutti i prodotti in vendita, e la facoltativa, cioè la possibilità di dare informazioni aggiuntive da parte di organizzazioni che garantiscono tutto un sistema di tracciabilità e rintracciabilità del prodotto. Però direi che fino ad oggi c'è sempre stata, sia per quanto riguarda la grande distribuzione, sia per quanto riguarda il normal trade, cioè il classico macellaio, questa idea di dire: gestisco io il rapporto con il cliente. E quindi la grande distribuzione, che dei freschi, freschissimi, ha sempre fatto un cavallo di battaglia, perché sono un elemento molto importante di distinzione rispetto ad uno scatolame o qualsiasi altro prodotto che viaggia in maniera diversa. Il prodotto fresco fa la differenza sul punto vendita e quindi il punto vendita tende a dire: io chiedo delle garanzie, delle certificazioni al produttore, però poi metto il mio nome nei confronti del distributore, cioè tutta l'attività del private label che sente adesso tutti vendono con il marchio della propria insegna. Forse dovrebbe essere che il macellaio a questo punto diventi anche lui orgoglioso dell'essere fornito dalla cooperativa, dal consorzio io credo Azove, che adesso di conseguenza ci troviamo di fronte ad un cambiamento, perché fino ad oggi anche il macellaio ha sempre detto alla signora Maria: stai tranquilla perché la garanzia è la mia. Però adesso la signora Maria è cambiata. Adesso sta cambiando la signora Maria, sta cambiando il mondo, i consumi stanno diminuendo. Siamo passati negli ultimi 10 anni da 25 kg pro capite di carni rosse, siamo scesi a sotto i 20 e siamo in continua fase di diminuzione. Stanno chiudendo gli allevamenti,
diminuiscono i capi, chiudono i macelli, c'è tutta una riorganizzazione e del mondo della produzione, ma anche nella distribuzione. Noi con l'attività, come diceva prima il Presidente, della Zove Carni, abbiamo approcciato e stiamo lavorando con gruppi della grande distribuzione, dove si coglie la sensibilità e l'attenzione all'avere il rapporto diretto con il produttore, ad avere il rapporto con il territorio, quindi la territorialità, la filiera corta, e in questo in qualche caso si sta già dialogando per vedere di dare un nome, cioè dire sì, filiera corta, territorio, quindi noi siamo Azove, siamo produttori, voi siete il gruppo A, il gruppo B, certo. e però insieme riusciamo a sviluppare, a fare una partnership importante. Assolutamente, riconoscibile. Parliamo di questo ed altro ancora tra poco dopo la pubblicità.